7 medici operanti nelle province di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro e Crotone sono indagati per reati di abusi di ufficio, false comunicazioni all'autorità giudiziaria, corruzione in atti giudiziari e falsa perizia aggravati. Avrebbero certificato false patologie al fine di consentire la scarcerazione di alcuni esponenti della criminalità organizzata. I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria nella tarda serata di ieri, a seguito dell'attività di indagine inerenti al tentato omicidio di Paolo Mottareale, avvenuto nella serata del 10 maggio, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Antonio Marafioti, 29 anni, poiché ritenuto esecutore materiale del tentato omicidio. Inoltre è stato arrestato in flagranza Giovanni Mordini, 22 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione abusiva di arma da fuoco. L'amianto, sostanza killer ancora molto presente sul territorio, ha adesso una sua legge regionale. Nell'incontro è stata sottolineata l'importanza di questo strumento legislativo per la salvaguardia della salute e il progressivo smaltimento degli stabilimenti e delle strutture di amianto ancora presenti sul territorio regionale. Si è svolta questa mattina all'Università della Calabria la giornata Il Ponte Solidale. La manifestazione è stata organizzata in occasione dell'anno europeo del volontariato con l'obiettivo di far incontrare le realtà associative del territorio con i giovani che frequentano il campus di Arcavacata. E non solo, alla giornata hanno partecipato anche bambini e disabili che hanno incontrato i volontari a quattro zampe.